Si lavora a San Michele di Pagana per mettere in sicurezza quello che la mareggiata epocale del 29 e 30 ottobre ha distrutto. La passeggiata a mare porta tutti i segni delle onde e ha ceduto su più punti. Le zone di Prelo e Trelo hanno danni ingenti e anche i fondali hanno bisogno di interventi urgenti. La parte centrale, dove si passeggia oggi al sole di novembre, è stata già completamente ripulita, ma i pontili hanno ceduto, così come le strutture su cui d'estate appoggiano le attività della zona. Qui al momento non è possibile riaprire. A Rapallo prosegue così la conta dei danni della mareggiata, con le attività commerciali che in alcuni casi sono andate completamente distrutte. Tutte le attività di San Michele hanno avuto danni sia strutturali alle verande esterne che ai macchinari. Nella zona della passeggiata diversi ristoranti, diversi bar, nella zona anche del lungomare verso la zona dei bagni, gli stabilimenti balneari non ce n'è più uno intero, e poi anche 2 attività a Zoagli e una marina di Bardi. Diciamo che un po' tutti i locali sulla costa hanno avuto problemi e i negozi sul porto, le attività sul porto che hanno subito degli allagamenti anche loro, che sono già riaperti loro, però essendo negozi propedeutici al porto gli manca proprio la clientela, quindi nonostante si siano rimboccati le maniche tutti e abbiano riaperto, nel porto in questo momento non riescono ancora a lavorare. Ora si lavora per ricostruire Rapallo e sono in tanti a chiedere all'amministrazione comunale di fare la città più bella di prima. Per quanto riguarda San Michele ci sarà da mettere mano a tutta la zona mare. Rapallo più bella noi la facciamo, abbiamo l'opportunità ad esempio di tutti i Deor che sono stati distrutti, che erano Deor, che erano degli anni 60, che magari le aziende avevano delle difficoltà a rifare. Questi è ovvio che dovranno essere ridisegnati in una maniera completamente diversa, e questo vuol dire tanto, perché voi immaginatevi San Michele di Pagana, noi facciamo una scommessa importante. San Michele di Pagana verrà rifatta da parte del comune, ma rifatta anche da parte dei privati che hanno subito dei danni, ma con uno stile diverso, perché noi non permetteremo di ripristinare quello che c'era prima, questo sì.